Non ce l'ha fatta Michele De Donazzeccone, l'alpinista e membro del soccorso alpino del centro Cadore, che lo scorso 24 gennaio è precipitato per una decina di metri mentre assieme ad alcuni compagni di cordata stava scalando una cascata di ghiaccio tra Perarolo e Valle di Cadore. Il 37enne originario di Vigo di Cadore era stato recuperato in stato di incoscienza dai colleghi soccorritori accorsi sul posto e trasportato d'urgenza al reparto di terapia intensiva del Cafoncello di Treviso. Aveva subito un intervento chirurgico per tentare di ridurre il trauma cranico riportato nella caduta. Da allora non si è smesso di sperare nemmeno per un istante, con il fiato sospeso mentre l'uomo combatteva a cavallo tra la vita e la morte, ma nonostante gli sforzi dei sanitari, per lui non c'è stato nulla da fare. A rendere nota la scomparsa dell'amico e compagno di scalate, noto in Cadore anche per la sua attività di spazzacamino, è lo stesso Soccorso Alpino e Speleologico Veneto in un post commosso su Facebook. Per sempre nel nostro cuore, si legge in chiosa le parole che confondono incredulità in dolore per la scomparsa, in un abbraccio corale che si stringe alla sua famiglia, alla compagna e a tutta la comunità di Vigo di Cadore.